Domenica 14 aprile, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. Partiamo da Varese con la politica. Oggi in Piazza del Podestà c'erano il segretario nazionale e i ministri del Carroccio per celebrare i 40 anni della Lega. Ce ne parla Pasquale Martinoli con le immagini di Agenzia Blitz. Capo, Bobo, Matteo, una storia che ci lega. Questo è lo slogan sullo striscione che campeggiava questa mattina dalla sede della Lega. È la sintesi della festa in Piazza Podestà che il Carroccio ha fatto per i suoi primi 40 anni, con tanto di torta, brindisi, risottata e soprattutto i discorsi dei big del partito. Il leader Matteo Salvini, i ministri Calderoli, Giorgetti e Valditara, il segretario federale Cecchetti, il governatore Fontana. Il regalo di compleanno? L'autonomia differenziata che il 29 aprile approderà in Senato dopo aver ricevuto il via libera dalla Camera. Sulla festa varesina della Lega aleggiavano le parole di Umberto Bossi che ieri da Gemonio ha auspicato un cambio alla guida della Lega. Repliche dirette non ci sono state, la linea tenuta da Salvini è stata quella di rivolgere una carezza al senatore dicendo che senza di lui non ci sarebbe stata la Lega. La festa è poi terminata dopo mezzogiorno con la risottata. C'era tanta gente in Piazza Podestà, ma va tenuto conto che c'era anche l'antico mercato Bosino nel centro storico. A margine della festa, il vice premier e segretario Matteo Salvini ha parlato di Umberto Bossi, il fondatore del movimento che ieri l'aveva criticato da Gemonio, ma anche delle nuove sfide del Carroccio in Europa. Vediamo il servizio. 40 anni, no, sono 40 anni di coraggio, di coerenza, parlavamo di autonomia, di onestà, visto quello che sta accadendo a Bari in Puglia è assolutamente di attualità. Il fatto che a Bari il candidato sindaco sarà della Lega per me è una gioia. Sicuramente 40 anni fa non c'era l'Europa che c'è oggi, quindi occorre combattere a difesa del lavoro italiano non solo a Roma ma anche a Bruxelles, e mentre Bruxelles tassa le case degli italiani, noi stiamo lavorando col piano Salva Casa per liberare e sanare tutto quello che c'è all'interno delle mura delle case degli italiani, e quindi sono stati 40 anni belli anche perché la Lega ha portato modernità, innovazione, trasparenza nei palazzi del potere. Ringrazio colui che tutto ha iniziato, perché senza Umberto Bossi non saremmo qua. Io sono in Lega da 30 anni e da 30 anni sono abituato alle telefonate notturne e diurne di insulto e di polemica di Umberto Bossi, e quindi mi servono per capire e migliorare. Ringrazio Roberto Maroni. CSI nel laboratorio dell'Insubria. A Caravate esiste il bioarchivio INSUB, creato l'anno scorso dall'Università Varesina e da numerosi partner istituzionali. Qui si trovano centinaia di scheletri provenienti da siti archeologici catalogati e studiati da un gruppo di ricercatori. Barbara Zanetti ha intervistato per noi la dottoressa Roberta Fusco. Allora, alla fine di una serie di incontri sulla bioarcheologia abbiamo deciso di creare questo workshop, di far testare con mano ai partecipanti come si lavora con le ossa. Quindi all'interno di questo laboratorio loro ricostruiranno la posizione anatomica degli scheletri, li metteranno in ordine, poi cercheranno di fare un'analisi di profilo biologico, quindi arriveranno a stabilire il sesso, ovviamente coadiuvati da noi e dai nostri studenti che si aggirano per i tavoli, e l'età degli individui che stanno osservando. Questa era l'idea. E qui a Caravate, nella chiesa di Sant'Agostino, che tipo di studio avete fatto, che tipo di scavi? Allora, abbiamo fatto nel 2019 una campagna di scavo che si è conclusa nel 2002, in cui abbiamo appunto portato alla luce le tombe e studiato gli scheletri che abbiamo rinvenuto. C'è anche uno studio sugli scheletri che erano stati precedentemente recuperati nel 2002 e nell'89. Grazie mille, buon lavoro. Torniamo a Varese, dove oggi in Piazza Canonica è stata organizzata una risottata solidale con protagonista il noto chef Sergio Barzetti, il servizio di Adriana Morlacchi. Sono stati più di 1000 partecipanti alla risottata solidale che si è svolta oggi a partire dalle 12 nel cortile di Piazza Canonica a Varese. Ai fornelli lo chef Sergio Barzetti, che insieme alla compagnia del Chicco Duro ha preparato un risotto d'autore, bianco con base al limone, mantecato con olio di salvia, burro di monate e toma piemontese, servito con granella gluten free. Il ricavato andrà a favore della Casa della Carità di Varese, che si occupa di persone indigenti del territorio, offrendo servizio mensa, docce, accoglienza, Emporio Caritas, ambulatorio farmaceutico e guardaroba.
Chiesa transennata, le messe sono in palestra. Succede nel quartiere varesino di Giubiano. I dettagli da Marco Croci. C'è anche la chiesa parrocchiale di Giubiano, tra le vittime illustri della recente ondata di maltempo che ha colpito Varese. La struttura nel cuore della Castellanza è stata infatti transennata in seguito ai danni riportati dal campanile. Per motivi di sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche che decretino il cessato pericolo, non saranno celebrate messe all'interno della chiesa. Tutte le funzioni traslocheranno temporaneamente nella vicina palestra di Via Malta. L'annuncio è stato comunicato ai fedeli con cartelli affissi lungo il perimetro del sagrato. A rendere ancora più esplicito il messaggio, il nastro bianco e rosso collocato dai vigili del fuoco per impedire l'accesso. Ora spazio alla ricca pagina sportiva. Canottaggio, Domenica d'Oro alla Schiranna nella giornata finale della prima tappa di Coppa del Mondo. 5 i trionfi per gli azzurri dei laghi, il servizio di Antonio Triveri con le immagini Blitz. Domenica pirotecnica alla Schiranna, conclusione in grande stile per la prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio sul lago di Varese. 10 i ragazzi della Contea dei Laghi in azzurro presenti nelle finali disputate oggi e ben 5 medaglie portate a casa. 3 iori, uno per Gabriel Soares da Varese d'adozione nel doppio pesi leggeri, uno per Nicolas Coll, capovoga del 4 senza azzurro, e uno per le 2 ragazze di Gavirate, Alice Codato e Linda De Filippis, che hanno dominato la finale dell'8 femminile. Poi argento, importante, per la campionessa olimpica di Tokyo Federica Cesarini, tornata in coppia nel doppio pesi leggeri con la Valentina Rodini, e debutto di bronzo per Nicolò Carucci come prodiere del 4 di coppia, vicecampione del mondo. Un successo importante anche in chiave organizzativa per il Comitato dei Grandi Eventi Remieri. Tornando invece alla Serie C, dopo il successo di Alessandria, la Pro Patria vede la salvezza. Ascoltiamo il commento del tecnico bianco-blu Riccardo Colombo. Abbiamo fatto un passo importante verso la salvezza, ci siamo un po' complicati la partita, perché ce la siamo complicata, però siamo stati bravi a soffrire da squadra, la cosa che vi avevo chiesto ai ragazzi, di essere una squadra, di avere la nostra identità, e penso che l'abbiamo avuta soffrendo, rischiando qualcosina, però uniti, compagni tutti insieme, quindi questa è la cosa positiva. Sì, la squadra ha seguito le cose che abbiamo provato in settimana, siamo stati ordinati, siamo stati comunque ognuno nelle proprie posizioni, cosa che c'era un pochino mancata con l'Atalanta, ma anche per il modo di giocare che aveva l'Atalanta, quindi ti portava un pochino fuori. Oggi invece siamo stati ordinati nelle nostre posizioni, abbiamo fatto bene comunque, poi quando siamo rimasti in 10 lì è venuta fuori la voglia di soffrire tutti insieme, la voglia di non prendere gol, che quella ci è un pochino mancata nell'ultimo periodo. Per il calcio, la giornata di Serie D ha visto il Varese fermato in casa dal Pinerolo 1-1, pareggio anche al Mari tra Legnano e Varesina. Il quadro completo nel servizio di Guido Ferraro. Finiscono tutte in parità 1-1 le partite del campionato nazionale dilettanti in Serie D disputate oggi pomeriggio col Città di Varese che sciupa un'occasione all'Ossola portandosi in vantaggio dopo mezz'ora col centrocampista Zazzi, ma i biancorossi di Corrado Cotta si fanno acciuffare al 93esimo dal gol dell'attaccante Costantino per il Pinerolo. Identico risultato al Comunale di Verano Brianza tra Legnano e Varesina, Lilla subito in vantaggio col centrocampista Malagò dopo appena 2 minuti, Varesina che raggiunge il pareggio al 32esimo della ripresa con il giovane Ciuffo che pone fine dopo 442 minuti all'imbattibilità del portiere dei Lilla Mazzi. Finisce 1-1 anche la gara casalinga dell'Arconatese con la Folgore Caratese, non basta il rigore di Quaggio per la squadra di Livieri, acciuffata da un colpo di testa del difensore centrale alpino a 5 minuti dal riposo. Arconatese che non vince in casa da quasi 3 mesi, 75 giorni. E infine 15ª sconfitta per la castellanzese di Fiorenzo Roncari a Caldiero Terme, un risultato che quasi certamente costringerà i neroverdi a cercare la salvezza ai play-out che potrebbero arrivare in un derby fratricida contro il Legnano. In 1000 di corsa sulle strade di Castellanza e dei suoi parchi in occasione della Luke Run. Vediamo il servizio. Prima edizione della Luke Run ed è subito un successo la corsa organizzata dall'Università Carlo Cattaneo in collaborazione con Sport Più e con il supporto dei comuni di Castellanza e Legnano, main sponsor BCC e Patrimonio Scientifico di Humanitas Mater Domini, raccoglie più di 1000 partecipanti.
L'onda giallo fluorescente investe Castellanza e crea una sensazione di festa. Runner esperti, podisti della domenica, camminatori, giovani e famiglie attraversano la città e la vivono dentro i parchi e lungo le strade principali. Significativo il commento di Stefano Colombo, il presidente di Sport+, è stata una domenica da ricordare. Come ogni gara che si rispetti, c'è un ordine d'arrivo, trovate tutte le classifiche sulla piattaforma iRunning. Comunque al primo posto c'è un pari merito tra Andrea Antonacci della Bombasine Run e di Luca Venier dei Runners Legnano. Entrambi giungono sul traguardo nel tempo di 25 minuti. Alle loro spalle Fabio Stefano Palmieri, Silvio Stella e Marco Brambilla. Tra le donne la prima è Federica Cozzi che batte Ilaria Menatti e Cecilia Curti, quarta Mara Minato e quinta Elisabetta Luraschi. Per tutti comunque la soddisfazione di arrivare al traguardo del Pala Borsani di Castellanza a braccia alzate. Infine le anticipazioni su quello che potrete leggere nell'edizione di domani in edicole sui supporti digitali della Prealpina. Ci dice tutto il collega Antonio Triveri. Domani in edicola un giornale ricco di cronaca, di politica e naturalmente di sport come ogni lunedì. Per la politica c'è stato il raduno della Lega a Varese, raccontato sulle pagine del quotidiano da Pasquale Martinoli e da Nicola Antonello. 40 anni festeggiati in Piazza del Podestà alla presenza del leader Matteo Salvini. Nessun accenno alle critiche del giorno prima ricevute niente meno che da Umberto Bossi. Per la cronaca ci sono stati tanti eventi di giornata sulla Prealpina di domani, a cominciare dalle corse a pelo in avvicinamento al Palio di Legnano che si disputano all'interno dello Stadio Mari, per la prima volta a pagamento. Per lo sport le pagine sono ricche di contenuti perché la Coppa del Mondo di canottaggio alla Schiranna dispensa preziose medaglie ai varesini dei laghi. Poi c'è la Pallacanestro Varese che gioca in trasferta a Scafati e tutto il calcio nello speciale inserto del lunedì che raccoglie risultati, commenti, interviste e pagelle. Insomma, un numero di Prealpina da non perdere domani in edicola. Con questo è tutto, l'appuntamento a domani sempre alle 19, vi auguriamo una buona serata.